pomeriggio a tutte e a tutti e innanzitutto benvenuti e benvenute a questo webinar che ha il titolo Ambiente di lavoro e tutela del benessere psicofisico dei lavoratori e delle lavoratrici. Innanzitutto mi presento, io sono Cristina Nicoli, sono docente dell'Università degli Studi di Udine, io sono una tecnologa alimentare, quindi vi chiederete che cosa faccio qui in qualità di chair lady di questo evento, ma sostanzialmente perché sono membro del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Udine, che è presieduto dalla professoressa Filì, che peraltro è una delle relatrici di oggi pomeriggio. Credo che anche per i non addetti ai lavori la parola mobbing sia ormai una parola che fa parte del nostro vocabolario, forse meno frequentemente abbiamo sentito la parola straining, però entrambe queste parole indicano un tema delicatissimo, importantissimo, che ha delle notevoli ricadute sul piano della salute di chi ne è vittima evidentemente, ma anche vi sono delle importanti ricadute anche sul piano economico e sostanzialmente sociale. Il tema del mobbing in qualche modo è anche collegato per certi versi a delle problematiche di genere. Alcuni studi dimostrano che le donne sono più frequentemente vittime del mobbing e gli uomini sono generalmente più frequentemente coloro che applicano il mobbing. Però è anche vero che quando sono gli uomini ad essere oggetto di mobbing, il più delle volte sono persone che soffrono addirittura di più paradossalmente rispetto alle donne vittime. Ora, di questo tema ne parleremo illustrando sostanzialmente una iniziativa, un'importante iniziativa che è stata sviluppata nell'ambito del Comune di Udine, e ne parleremo anche con alcune esperte del settore. Prima di coinvolgere la prima relatrice al webinar, volevo chiedere alla dottoressa Elisa Battaglia, che è l'assessora all'istruzione del Comune di Udine, di portarci un indirizzo di saluto. Sì, la ringrazio veramente di cuore, naturalmente vi porto il saluto anche a nome del sindaco della città di Udine, ma soprattutto mia personale, perché sono assessora all'istruzione, ma anche sono onorata, insomma, di poter rappresentare le pari opportunità, perché ho anche questa delega, per cui un tema è quello della tutela del benessere psicofisico sul luogo di lavoro, che sicuramente è tra i punti cardine dell'attuale amministrazione, a dimostrazione del fatto anche appunto dell'esistenza del punto d'ascolto anti-mobbing all'interno del Comune di Udine, uno sportello importantissimo che è nato sotto l'egida della provincia di Udine, ora naturalmente in capo al Comune, ed è nato grazie anche alla spinta della Regione Friuli Venezia Giulia, che continua a contribuire finanziariamente a questa importante attività. Di questo sportello sicuramente devo ringraziare, so che si collegherà a breve anche l'europarlamentare Lizzi, che ci porterà appunto la sua esperienza anche dal Parlamento europeo, proprio perché su questo tema ci ha molto lavorato anche quando ricopriva la carica di assessore provinciale. Un punto d'ascolto, quello del Comune di Udine, che è diventato un fiore all'occhiello nel corso degli anni, è diventato anche un punto di riferimento per tutti quei lavoratori che ritengono di subire o subiscono vessazioni sul luogo del lavoro. Sicuramente il team di lavoro che si occupa di questo punto d'ascolto ha favorito molto la conoscenza sul territorio di questo sportello e anche l'accesso di una sempre più via via variegata esposizione di utenti, per cui è uno sportello che sta avendo molto successo, molti accessi da parte degli utenti, che questo significa, la prendo come un lato positivo, una maggior consapevolezza dell'esistenza di questo sportello e appunto la possibilità di trovare delle persone che aiutano a subire, appunto a superare i problemi che le persone ritengono di subire sul luogo di lavoro. Naturalmente ringrazio l'Università di Udine, ringrazio anche la professoressa Filì per la fattiva collaborazione su questo tema, perché non è così scontato. Ringrazio naturalmente anche Emanuela Bertolini per quanto riguarda la distribuzione e la costruzione del questionario appunto da distribuire, che è stato distribuito, poi sicuramente lei entrerà più nel dettaglio all'interno del Comune di Udine attraverso appunto tutti i dipendenti del Comune di Udine, e devo ringraziarli perché effettivamente c'è
è stata una grossa risposta su queste tematiche. Ringrazio naturalmente l'avvocato Teresa Dennetta perché si occupa del punto d'ascolto antimobbing e stasera ci presenterà insomma l'attività che svolge lo sportello. Ringrazio naturalmente Maria Cristina Nicoli per essere qui presente e per aiutarci nella moderazione di questo webinar. Ringrazio anche Caterina Mazzanti che appunto si occuperà di un tema che è diventato ormai un tema che conosciamo molto bene, che è quello dello smart working, che è vero, ha dei lati positivi, ma ha anche dei lati negativi ed è giusto insomma fare un'attenta analisi. Ringrazio naturalmente la Presidente della Commissione Pari Opportunità regionale, Dusi Marcolin, per supportare l'attività non solo dell'assessorato, ma soprattutto della Commissione Pari Opportunità. E da ultima ringrazio la mia Presidente della Commissione Pari Opportunità, Anna Cragnolini, perché grazie a lei siamo riusciti a costruire questo webinar e a darne diffusione. Per cui veramente grazie a voi per tutto il lavoro che è stato fatto per arrivare fino qui. Lascio la parola a voi relatori perché sicuramente troveremo degli spunti anche noi amministratori per migliorare e perfezionarci anche su questa tematica. Bene, grazie dottoressa Battaglia. Dunque io so che l'assessora Alessia Rosolen non si collegherà adesso perché ha degli impegni, si collegherà un pochino più tardi, però come lei ha citato è presente la dottoressa Dusi Marcolin che è presidente del Comitato Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia e volevo chiedere alla dottoressa se voleva intervenire. Eccomi qua e vi ringrazio. Innanzitutto buonasera a voi, un ringraziamento particolare ovviamente alla Presidente, ma per lei, per tutta la Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Udine e a Asia Battaglia, l'assessore veramente che non si ferma mai e soprattutto continua questa realtà a inanellare una serie di eventi e lo devo dire con estremo orgoglio da Presidente della Commissione regionale, veramente con estremo orgoglio perché portano, tra virgolette, in evidenza, insomma, per le persone che in questo modo, al quale ci siamo abituati nonostante non ci piaccia, diciamo a tantissime persone che possono appunto seguirci e portano in evidenza, dicevo, dei temi veramente molto importanti. Quello di questa sera è importantissimo perché, come già accennato l'assessora Battaglia, mette in evidenza, ed è giusto mettere in evidenza anche i lati negativi di quello che è, per esempio, lo smart working, una delle cose che è sembrato all'inizio e lo è tuttora assolutamente diciamo, uno strumento utile per moltissime donne, in particolare per moltissime persone che possono rimanere a casa, ma non lo è in maniera definitiva. Probabilmente con l'aiuto appunto degli esperti, delle relatrici che seguiranno, ne comprenderemo meglio anche le motivazioni. E devo dire, lo dicevo prima, che io intervengo volentieri a portare il saluto di tutta la Commissione regionale a questa realtà, quindi all'assessorato alle pari opportunità di Udine, rappresentato dall'assessore Battaglia, e alla commissione rappresentata appunto dalla Presidente Cragnolini, perché veramente in questo periodo hanno portato e continuano a portare all'attenzione delle persone dei temi, come dicevo prima, veramente importanti. Il benessere psicofisico e la salute anche in questo particolare momento delle donne è veramente molto importante. E in questo, e approfitto per farlo pubblicamente, devo ringraziare ancora una volta per un lavoro che stiamo facendo, ma che vi verrà poi illustrato in un secondo momento, l'Università di Udine, che si è immediatamente resa disponibile e su questi temi è sempre in prima persona ed è sempre veramente molto attenta ed è per noi che lavoriamo su queste tematiche è veramente molto importante. Per cui un grazie pubblico lo faccio anche in questa occasione. Più diffusamente e più opportunamente parlerà l'assessore Rosolén appena si collegherà di quanto la regione fa. E quello che oggi Asia, permettimi, ormai ci conosciamo talmente, permettimi la confidenza, quello che voi fate mette proprio in evidenza anche questo, è uno strumento per far conoscere anche quanto la regione fa a favore insomma delle donne e dei nuclei familiari
in assoluto. Per cui io vi auguro veramente un buon ascolto, un buon lavoro. Scusate se mi sono dilungata un po' troppo, ma era opportuno, ci tenevo a ringraziare ancora una volta le persone oggi coinvolte. Grazie mille. Bene, grazie innanzitutto. Io poi ringrazio delle bellissime parole spese per l'Università di Udine, quindi ne sono ovviamente particolarmente orgogliosa e molto felice. E arriviamo al nostro webinar, però ecco, volevo soltanto dare qualche indicazione alle relatrici che via via adesso seguiranno. Io volevo chiedere a loro di stare più o meno sui 10-15 minuti per le loro presentazioni e volevo anche suggerire per il pubblico che avesse delle domande da porre alle nostre relatrici di scriverle via chat, che così diciamo rende il tutto molto più facile, più semplice da poter gestire in remoto. Bene, allora io a questo punto inviterei la dottoressa Elena Lizzi, che è eurodeputata del gruppo Identità e Democrazia, a portarci la sua testimonianza dalla Comunità Europea. Spero che sia collegata. Sì, sono collegata, mi sentite? Sì, bene. Grazie, buonasera, buonasera a tutte, ben ritrovate. Saluto naturalmente le organizzatrici e rappresentanti in particolare dell'amministrazione comunale di Udine, della città di Udine, dell'Università di Udine, l'Università del Territorio Friuli e le varie componenti delle commissioni pari opportunità. Conosco anche molte di voi per l'attività che ho svolto quando ero in amministrazione provinciale e ho piacere di rivedere che l'attività del punto anti-mobbing sta continuando, anche se purtroppo vedere che c'è una grande attività da una parte fa piacere, dall'altra preoccupa chiaramente. E vedo comunque che c'è una grande attenzione, una grande operatività e operosità nelle proposte a favore, diciamo, del miglioramento delle condizioni di lavoro, con un particolare focus ovviamente sulla condizione delle lavoratrici, che naturalmente è noto, penso a tutte le presenti, anche a chi è collegato, hanno dovuto sopportare per buona parte, per la maggior parte, il peso, gli effetti della pandemia del Covid-19. Questo risulta ormai da tutti gli studi che vengono presentati anche al Parlamento europeo. Per chi non lo sapesse, io faccio parte all'interno del Parlamento europeo del gruppo Identità e Democrazie e sono membro della Commissione Lavoro e Affari Sociali, poi anche di altre due, ma quelle diciamo sono membro supplente, anche se in realtà mi sono occupata molto anche di ricerca con Horizon Europe e i pacchetti correlati a questo importante programma quadro. Allora io ho trovato una situazione al Parlamento europeo di grande sensibilità verso queste tematiche, anche se devo dire in un primo momento, a mio giudizio, gestite in maniera molto ideologica. Quindi il primo anno abbiamo avuto parecchi problemi a capirci, un po' perché sicuramente il posto è nuovo, l'organizzazione è molto diversa, ma soprattutto perché proprio nel dibattito politico diciamo, la discussione veniva portata avanti molto da fronti opposti proprio politici. Chiaramente la pandemia da Covid-19 ha sovvertito queste pessime abitudini, grazie a Dio, almeno quello di buono ha portato, e la discussione sta incanalandosi con un approccio molto costruttivo e molto più attento alle sensibilità e agli effetti proprio che le decisioni politiche possono avere sul territorio, quindi sulla vita e sullo stile di vita dei cittadini e degli Stati membri d'Europa. Quindi io faccio i complimenti davvero a tutti per questa bella occasione di discussione, ascolterò molto volentieri gli interventi delle relatrici e dei relatori e approfitto anche per fare le congratulazioni a Asia Battaglia, perché abbiamo visto che dalla classifica del Sole 24 Ore la città di Udine si trova sul podio per le migliori condizioni di vita per i bambini, per condizione infantile. Questo è veramente un grande successo. Chiaramente non ci soddisfa pienamente perché i traguardi positivi in questo caso non sono mai sufficientemente buoni, ma insomma
è un gallone, è un premio che ogni tanto una città giustamente deve cogliere per corroborare la propria attività e spingere ancora di più sulla propria azione politica. Per quanto riguarda, diciamo, l'attività parlamentare, ovviamente, come vi ho detto, ci sono tanti dossier in opera e molti ovviamente hanno riguardato anche, diciamo, nella fase di avvio della digitalizzazione, del goal della digitalizzazione, anche le analisi dell'impatto della digitalizzazione sulla platea delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguentemente anche con questa accelerazione di utilizzo di questi strumenti digitali anche nel settore del lavoro, anche l'impatto dello smart working sulla vita delle lavoratrici. Tant'è che noi abbiamo anche elaborato diverse, diciamo, iniziative o anche richiesta di direttive, abbiamo discusso anche in modo particolare anche l'effetto dello smart working e per esempio registrato tutta una serie di problematiche correlate all'utilizzo dello strumento del lavoro digitale e del telelavoro in particolare. Mentre sullo smart working abbiamo trovato una confluenza, chiamiamola così, una convergenza di intenti attraverso la richiesta di diritto alla disconnessione. Abbiamo ancora aperti i cantieri che riguardano i disturbi sia da stress correlato all'attività, insomma, che non trova mai fine, in questo caso, sia anche per quanto riguarda i disturbi muscolo-scheletrici, che sono una delle conseguenze, ma immagino che poi le relatrici potranno allargare, diciamo, l'approfondimento su queste tematiche. E vi voglio segnalare che su questo fronte c'è molta documentazione, c'è molta disponibilità di studi e documentazioni che possono essere reperiti anche dalla banca dati del sito del Parlamento europeo, ma al limite, se avete qualche curiosità particolare, qualche richiesta particolare, la banca dati proprio del centro studi del Parlamento europeo è accessibile e qualora aveste necessità di documentazione specifica, i miei uffici sono a vostra completa disposizione per ulteriori approfondimenti. In questo periodo si sta molto parlando anche dello stress psicofisico correlato proprio all'uso delle piattaforme digitali e stamattina abbiamo avuto anche uno scambio di opinioni con i due commissari Gabriel e Schmidt, che sono la commissaria alla cultura, allo sport e alla ricerca, all'innovazione e al lavoro, agli affari sociali, perché stiamo anche affrontando le tematiche che avranno un impatto molto forte sulla vita delle persone, in particolare per quanto riguarda la conversione, possiamo chiamarla così, l'acquisizione di nuove skills o l'aggiornamento delle skills di cui le lavoratrici e i lavoratori diciamo sono in possesso, perché si presume ed era certo, era questa la richiesta che noi facevamo politicamente fin dall'inizio, che affrontare le transizioni digitali e green comporteranno un impatto piuttosto forte sui lavoratori che dovranno acquisire chiaramente delle nuove competenze o rafforzare quelle che hanno, perché molto probabilmente il cambiamento diciamo, dei settori, della composizione anche dei settori del lavoro comporterà anche una richiesta alle lavoratrici e ai lavoratori di cambiare completamente anche aziende piuttosto che settore e quindi sarà richiesta una nuova frontiera di formazione e riformazione che vada oltre anche il concetto già noto di long life learning, no? E stamattina abbiamo discusso per esempio delle microcredenziali, cosa che forse all'università interesserà molto, che è diciamo, una nuova strategia, se vogliamo, che l'Unione Europea vuole perseguire proprio per dare degli strumenti per cercare di conciliare questi cambiamenti che si prefigurano all'orizzonte con le competenze attuali delle persone che sono nel mondo del lavoro e le necessità delle future aziende che dovranno chiaramente cambiare anche loro pelle.
E in questo contesto chiaramente forse vi sembra troppo futuristico questo mio, diciamo, primo concetto, ma vi chiedo di tenere a mente molto questo fronte che si presenta al nostro orizzonte, perché molto probabilmente le transizioni comporteranno anche degli stress sulle aziende, e voi sapete benissimo che gli stress, parliamo di aziende ma possiamo parlare anche di enti pubblici naturalmente, comportano anche degli squilibri che possono essere anche diciamo una delle cause delle problematiche della sicurezza sul lavoro e conseguentemente forse anche di mobbing o maltrattamenti sul luogo di lavoro. Quindi molto probabilmente su questo tema dovremo tornare pian piano quando lo vorrete. Io vi posso in questo momento solo così per campanilismo e per condividere con voi un grande orgoglio portare l'esperienza, diciamo, del Parlamento europeo. Naturalmente anche all'interno del Parlamento europeo c'è un centro che aiuta alla prevenzione delle molestie sul luogo del lavoro e ovviamente anche la prevenzione del mobbing, e voi restereste stupiti a pensare che al Parlamento europeo oppure nelle istituzioni europee in generale si possano verificare casi di questo tipo, però purtroppo dobbiamo registrare che tutto il mondo è il paese, forse l'Italia è ancora quella che denuncia di più anche queste situazioni, almeno stando ai dati che abbiamo a disposizione. Io ho recentemente anche partecipato a uno dei corsi che vengono promossi all'interno del Parlamento, e sono corsi che vengono presentati sia ai parlamentari europei che al personale. Raccontavo a Asia proprio in separata sede che dopo 3-4 mail che avevo ricevuto, chiaramente avevo una certa sensibilità, avendo proprio sostenuto anche l'allargamento del punto antimobbing alla zona dell'Alto Friuli, per esempio, per quanto riguarda la provincia di Udine, e quindi dopo 3-4 mail ho deciso di partecipare a questo corso, che è un corso interattivo. Quindi c'è anche, oltre a una parte che riguarda le spiegazioni, c'è anche una specie di gioco di ruolo, quindi ti ritrovi anche a diventare anche attore all'interno di una, diciamo, di una trama che ti viene assegnata. Ho partecipato un po' preoccupata, pensando di essere l'ultima, perché avevo ricevuto 3-4 mail, no? Quindi alle prime 3 non ero riuscita per concomitanza di eventi, e io ero un po' preoccupata perché pensavo di essere tra gli ultimi ad aver partecipato, da buona friulana chiaramente, e invece dopo aver fatto queste 2 ore di collegamento, separatamente, diciamo in chiusura, sono riuscita a parlare anche con questi organizzatori che tra l'altro reggono questo bel gruppo di lavoro, 2 dei quali sono naturalmente italiani, perché di italiani nelle istituzioni europee ce ne sono tantissime, i quali mi hanno detto: guardi onorevole, che lei è la prima italiana a partecipare a questo corso. Quindi io mi sono inorgoglita ma anche molto preoccupata, perché evidentemente il tema è ancora molto da esplorare, quindi io ho reagito subito, chiaramente proponendo a tutti i miei colleghi di partecipare alle sessioni successive, la prima delle quali sarà il giorno 12 luglio, che è il giorno del patrono della città di Udine, del comune di Buia, di Aquileia, non so quanti altri, sono il patrono del Friuli. Però ho riflettuto parecchio su questo tema, e ho capito che c'è ancora, sì, lo sapevo già prima, ma insomma vederlo anche a livello europeo, c'è molto ancora da fare. Sono anche abbastanza preoccupata sul fatto che molto probabilmente lo stress correlato alle transizioni potrà generare ulteriori tensioni all'interno del mondo del lavoro, e quindi ci metterò ancora maggiore attenzione per segnalare eventuali ulteriori, diciamo, dossier, file che siano a disposizione, e anche strutture che siano a disposizione. E infatti colgo l'occasione qui all'assessore Battaglia, l'ho già detto, diciamo, in separata sede, ma lo propongo anche a voi, quindi anche all'università, alle commissioni pari opportunità,
le istituzioni europee sono a disposizione, e anche il gruppo di lavoro che sta operando all'interno del Parlamento europeo e delle istituzioni europee in generale si sono rese disponibili, se voi vorrete, eventualmente per un confronto sulle buone pratiche, quindi per far conoscere ciò che viene fatto a Udine o in regione, e avere la possibilità anche di confrontarsi sulle pratiche aperte e in essere al Parlamento europeo. Un confronto di questo tipo penso che possa essere utile, perché uno si confronta con un'istituzione insomma abbastanza complessa, ma io sono certa che il Friuli Venezia Giulia e Udine in particolare sapranno uscire anche da questo eventuale vostro dialogo a testa alta e con grande orgoglio, e soprattutto con ulteriori spunti per l'avvenire. Non entro nel tecnico di tante cose che ci siamo detti anche nel corso dell'altro webinar, ci sono tantissimi dossier, se volete io resto sempre a disposizione. E segnalatemi invece se avete perplessità o richieste di conoscere qualcosa in particolare, io vi posso mandare attraverso i miei uffici tutto quello che è a mia disposizione. Grazie e buon lavoro, grazie per oggi. Resto collegata se avete qualche domanda specifica, grazie. Bene, grazie. Grazie mille. Allora dall'Europarlamento adesso passiamo al Comune di Udine. Volevo invitare la dottoressa Anna Cragnolini per la presentazione dell'iniziativa adottata dal Comune di Udine. Buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto mi verrebbe spontaneo un applauso, e per questo vi dico che mi mancano molto le riunioni, quelle di persona, perché a questo punto, dopo tutti gli interventi, mi verrebbe l'applauso, per cui virtualmente ringrazio tutte le persone che mi hanno preceduto, e virtualmente faccio un applauso per gli interventi. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti che vanno sicuramente all'università per il supporto e l'organizzazione del convegno, sicuramente alla Regione, che oltre al patrocinio ha dato anche la disponibilità all'organizzazione dell'evento, e quindi anche alla Commissione regionale che sempre ci segue ed è sempre al nostro fianco, perché noi desideriamo che sia al nostro fianco, perché seppur friulani, nella realtà abbiamo bisogno di un riferimento, abbiamo bisogno di un confronto anche nelle cose che facciamo. E naturalmente ringrazio il Comune, perché senza la nostra assessora saremmo in questo momento altrove a fare qualcos'altro, ed io anche orgogliosamente ringrazio le mie 20 commissarie che mi hanno permesso di organizzare tutte le iniziative fino ad oggi, e questa compresa, perché mi sono a fianco, mi seguono, mi sopportano, e così hanno anche la creatività e l'iniziativa di proporre tanti e diversi temi, tra cui questi. A me spetta un compito abbastanza impegnativo, nel senso che ho il compito di presentarvi l'iniziativa e anche il contesto d'azione. Ho riflettuto su come farlo, lo farò come mi viene naturalmente, per cui mi piace raccontarvi come questa iniziativa è nata. Questa iniziativa è nata il 12 gennaio, faceva molto freddo ed era un giorno di commissione in cui ci è stata proposta l'opportunità di costruire questo questionario per rilevare dei contenuti e dei dati su questo tema. Credo molto nei numeri, perché i numeri ci aiutano a trovare delle soluzioni, per cui quando ci è stata proposta questa soluzione, all'unanimità la Commissione ha detto sì, ha detto facciamo, ha detto impegniamoci. E sono passati dei mesi e il 5 maggio, mi sono segnata la data, questo questionario era pronto, quindi in questi mesi l'università l'ha approntato, ci ha dato il supporto per una costruzione che fosse ancora più forte, perché costruire un questionario non è per nulla facile, costruire delle domande che non diano indicazione o che non suggeriscano le risposte, ve lo dico da psicologa, è veramente complicato, per cui il lavoro è stato metodico, lungo, in un periodo in cui
Noi soffrivamo anche la distanza, soffrivamo il fatto di essere costretti a casa, quindi era un periodo molto molto complicato. Beh, in questo momento difficile, nonostante tutto, in questi mesi si è lavorato e si è prodotto questo strumento. Questo strumento, una volta approntato, è stato somministrato, e di questo devo assolutamente ringraziare il CUG che si è dato anima e pena per poterlo divulgare, per poterlo promuovere e per fare in modo che il personale potesse accoglierlo, rifletterlo e poi rispondere. Siamo molto contenti della partecipazione, contente della partecipazione, perché il 48% dei dipendenti del comune ha partecipato al questionario, e per me è un numero molto grande, per noi è un numero significativo, significa una partecipazione della buona parte, della metà della buona parte del comune, per cui i numeri ci sono, e quando ci sono i numeri ci sono anche delle riflessioni che sono date da una stabilità del numero, no? Perché insomma appunto anche di statistica si occupa. E per quanto riguarda il contesto d'azione, cioè quello che ha poi esitato nella costruzione di questo convegno, ci tengo a dirvi che abbiamo costruito questo convegno pensando che dovevamo parlare di diverse cose, quindi non solo del questionario. Il questionario era lo strumento, il questionario era il peso dei numeri, il questionario era la volontà di condividere risposte e di darci dei dati su cui poter riflettere su quello che è successo, su quello che sta succedendo e su quello che potrà succedere se riusciremo ad elaborarli bene e a conservare i risultati di questi dati. Ma noi avevamo bisogno anche di parlarvi delle risorse che ci sono in Friuli Venezia Giulia, per cui io sono felicissima che ci siano anche i punti di ascolto anti-mobbing a riflettere con noi su questi dati ricevuti, e non solo di strumenti, non solo di risorse, ma anche di soluzioni e quindi di benessere organizzative. Per cui quando abbiamo deciso e costruito la scaletta di questi interventi abbiamo pensato che dovessero esserci strumenti, risorse e soluzioni. Speriamo di avere creato insomma, i presupposti perché ci siano tutte queste cose durante il convegno. Per quanto riguarda insomma, quello che vi voglio raccontare, in realtà mi sono messa d'accordo anche con le colleghe di stimolare un po' la curiosità, per cui mi sono presa forse la parte più intrigante del questionario, cioè quella che prevedeva all'interno del questionario dei campi bianchi, dove chiunque rispondeva al questionario poteva poi esprimere delle libere osservazioni rispetto al questionario e rispetto a dei suggerimenti utili. Devo dirvi che all'interno di queste parole libere ho trovato tantissimo. Se riesco, condivido velocemente uno schema che mi sono data. Lo vedete? Vi chiedo se è visibile. Mi fate cenno? Sì, mi fate cenno. Per cui, ecco, la slide raccoglie un po' le parole chiave che sono emerse all'interno di questi testi bianchi, dove poi ognuno poteva scrivere quello che voleva. Ho dato un titolo a questa slide, no? E l'ho chiamata Oltre la diffidenza e verso la condivisione, perché ho percepito nelle risposte libere di queste persone che hanno aderito al questionario il superamento della diffidenza di accogliere il questionario e il desiderio forte di condividere con chi il questionario l'aveva costruito dei suggerimenti. Ci sono 4 grandi macro aree che raccolgono i diversi suggerimenti che sono arrivati dalle persone che hanno desiderato lasciare traccia, oltre alle risposte chiuse anche attraverso le parole in bianco. Il primo grandissimo gruppo di parole e di suggerimenti riguardava l'importanza per superare
questo fenomeno della relazione dei colleghi, e quindi come questa pandemia e questa difficoltà di relazionalità ha inasprito la possibilità di parlarsi, di confrontarsi, di sfogarsi, di condividere, no? Quindi c'è questo grande tema della necessità e della volontà anche in ambito lavorativo di poter condividere un eventuale momento difficile, un eventuale sospetto di azioni su se stessi e su se stesse di mobbing, no? Quindi c'è un grande tema che riguarda l'importanza e la fondamentalità di mantenere forte la relazione tra i colleghi, di poter condividere eventuali momenti di difficoltà. Un secondo grande gruppo di parole, di temi, riguarda la possibilità di avere un sistema premiante e sorvegliante da parte di chi sta sopra di noi, quindi da parte della nostra dirigenza, da parte dei nostri superiori. C'è proprio un'invocazione a fare in modo che si superi qualsiasi inerzia e che ci possa essere da parte del dipendente la possibilità di un confronto anche con un proprio superiore che abbia la mano forte e che possa reagire alla denuncia, a un'eventuale denuncia da parte di un dipendente di casi di mobbing. Quindi anche proprio la necessità di avere non solo un confronto con dei colleghi, ma anche di avere una dirigenza forte, consapevole, non inerte, che possa aiutare e supportare il dipendente che ha questa percezione. Un altro grande tema riguarda i motivi che possono o che hanno potuto causare delle situazioni di mobbing, e purtroppo devo dire che la situazione della maternità e la situazione necessaria di accudimento di persone fragili, penso alle anziani, che comporta evidentemente in qualche modo la presenza e non presenza sul lavoro, o comunque la necessità anche di avere dei supporti nel merito, sono i due temi forti che si ripetono e che hanno causato e possono causare delle situazioni di mobbing, per cui anche questi due temi vanno assolutamente attenzionati. Le situazioni di assenza per maternità e assenza per accudimento di persone anziane possono provocare e hanno provocato a rientro situazioni di mobbing percepito. Infine, ma non infine perché forse la cosa più importante, ed è per quello che ho chiamato questa slide, oltre alla diffidenza verso la condivisione, una richiesta forte di soluzioni che possano prevedere degli incontri, della formazione, dei seminari, quello che stiamo facendo anche noi ora adesso. E soprattutto un ringraziamento a tutti gli ordini e le istituzioni che su questi sono vigili. Io penso al CUG, ma anche la richiesta per esempio di alcuni di poter avere una consigliera di fiducia a cui potersi rivolgere, quindi l'importanza comunque di persone esperte che possano rispondere a questa esigenza di chiarezza su questo tema. E infine, per dovizia anche di informazione, un'ultima, e questo anche ci fa piacere, alcune delle persone che hanno risposto al questionario hanno ribadito che la situazione di mobbing che avevano vissuto non si riferiva espressamente alla situazione attuale del comune, ma ad esperienze precedenti. Quindi c'è anche chi ha sentito di volere poter condividere che l'esperienza l'ha vissuta, ma che in questo momento all'interno del comune ha trovato un ambiente diverso dove potersi magari raccogliere in un pensiero di un passato che c'è stato che non c'è più. Io non mi dilungo oltre e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, spero di avere aperto un dibattito, forse alla fine magari mi riprenderò per un attimo la parola per di nuovo fare delle considerazioni finali dopo aver ascoltato gli autorevoli interventi che mi succederanno. Quindi vi saluto e vi ringrazio per la partecipazione.
Bene, grazie dottoressa Cragnolini per il suo intervento. Devo dire, sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla importante partecipazione a questo questionario. 1 su 2 dei dipendenti mi sembra estremamente importante e certamente è uno strumento, quello che avete ideato, che oltre a servire sostanzialmente come sistema di monitoraggio, certamente favorisce anche una presa d'atto, no? Cioè come dire, un aumento di consapevolezza nei confronti di queste problematiche e probabilmente, da quanto lei ci ha illustrato, questi spazi bianchi che erano aperti anche alla possibilità dei singoli di poter dare proprio un loro fattivo contributo per il miglioramento della situazione. Però ecco, sul questionario volevo lasciare la parola alla dottoressa Emanuela Bertolini, che ci parlerà del questionario sul mobbing organizzato dal Comune di Udine. La dottoressa Emanuela Bertolini, peraltro, è anche vicepresidente del CUG, sempre del Comune di Udine. Prego. Sì, eccomi. Buonasera a tutte le persone collegate. Ambiente di lavoro e tutela del benessere psicofisico dei lavoratori e delle lavoratrici è il titolo di questo evento. Benessere e mobbing però sono due concetti un po' opposti. Partiamo dal mobbing per cercare di far emergere le cause di questo fenomeno e magari trovare delle piccole soluzioni che possono contribuire a creare veramente un ambiente di lavoro virtuoso in cui il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici sia costantemente garantito. Ecco, io chiedo alla dottoressa, ecco, grazie, la condivisione delle slide. Allora, sto cercando di condividerle, voi le state vedendo? Sì. Ecco, adesso lei dovrebbe forse vedere se c'è scritto prendere il controllo. Sì. Provi a verificare. Assumi il controllo, sì. Prenda lei il controllo, allora. Preso, benissimo. Come già detto, l'iniziativa è stata voluta dalla Commissione per le pari opportunità del Comune in collaborazione con il CUG del Comune e dell'Università degli Studi di Udine, e quindi il questionario elaborato è stato sottoposto ai dipendenti lo scorso mese di maggio. Vado a illustrare le risposte un po' che ha dato questa indagine. Come già detto, le risposte al questionario sono state il 48,3%, quindi quasi 1 su 2. La percentuale delle risposte è stata per il 72,8% proveniente dalla componente femminile. C'è comunque una più propensione alla risposta prevalentemente femminile perché il personale è composto per il 62% da personale femminile e il 38% da personale maschile, quindi le femmine sono state più propense a rispondere. L'età dei rispondenti, il questionario è stato prevalentemente diciamo, preso in considerazione dalla fascia 51-60 anni con il 47,3%, seguito dalla fascia 41-50 con il 27,7%. Sono le due classi d'età più rappresentate nella componente del personale. La terza classe è stata quella della fascia 31-40 anni, ma la terza fascia più rappresentata nel personale è quella degli ultra sessantenni, che non sono stati molto propensi a compilare il questionario. C'è stata più propensione invece nella classe più giovane, sotto i 30 anni, anche se rappresentano una piccola parte del personale. Per quanto riguarda il titolo di studio, le risposte sono pervenute prevalentemente da personale laureato, 53%. In questo 53% c'è un 4,4% di personale con titolo di post laurea. Sono stati sommati per confrontarli con la composizione del personale, che in prevalenza è composto da persone diplomate. In sintesi possiamo dire che l'interesse per il questionario è stato prevalentemente femminile e prevalentemente di persone laureate. Per quanto riguarda le domande relative specifiche sul mobbing, conosci personalmente qualche persona che è stata vittima di mobbing? Il 50,5% ha risposto no, ma il 49,5% ha risposto sì, una persona o più persone. Quindi il fenomeno sembra essere abbastanza rilevante. Quanto pensi sia diffuso il fenomeno di mobbing nel tuo ente? 63,5% poco, ma più di un terzo ha risposto abbastanza o molto.
riconfermando che insomma c'è un certo interesse nell'argomento. In passato, magari senza rendertene conto in quel momento, hai mai effettuato da solo o con altri un'azione di mobbing su un collega o su una collega? La stragrande maggioranza ha detto di no. Una piccola percentuale si è esposta dicendo di averlo fatto nei confronti o di un personale della stessa categoria o superiore o inferiore. Questa piccola percentuale ha anche risposto alla domanda successiva, che era se hai effettuato azioni di mobbing. L'episodio si è verificato prevalentemente nei confronti di un uomo, 55,6%, anche se di poco superiore, comunque stranamente di un uomo. Come definiresti una vittima di mobbing? Era una scelta multipla, ma la stragrande maggioranza, 95,1%, che sono 345 persone sulle 346 che hanno risposto, hanno detto una persona a cui viene di fatto impedito di lavorare in modo sereno e proficuo. Nonostante questa affermazione esuli un po' la vittima dall'essere la causa del mobbing, il 9,3% ha anche risposto che si tratta di una persona che si fa mettere i piedi in testa, scusate, sono troppo avanti, comunque è una persona che si fa mettere in testa i piedi dai colleghi. Questo è come un po' riconoscere una causa del mobbing nella vittima. Come dovrebbe reagire secondo te una vittima di mobbing? 65,9% rivolgersi a un supporto specializzato, CUG, centro antimobbing e quant'altro. Qui viene riconosciuta quindi la necessità, l'esigenza di avere un supporto specializzato. Secondo te le vittime di mobbing sono per lo più uomini o donne? Donne, 90,4%. Ricordiamo che il personale è prevalentemente femminile e questa risposta è un po' in contrasto con quella che abbiamo visto in precedenza, che riguardava gli autori del mobbing, che dicevano di aver agito prevalentemente nei confronti di un uomo. Quando la vittima è una donna, secondo te quali sono le forme di mobbing più diffuse? Le molestie psicologiche sono la 57,7%, quindi atteggiamenti che mirano a umiliare e sottomettere. Il demansionamento e l'emarginazione e isolamento sono al secondo posto a pari merito, una percentuale minore riguarda le molestie sessuali e nella domanda aperta venivano proposte o più opzioni insieme oppure un carico di lavoro esagerato, la lesione dell'immagine, insomma altre cose più specifiche. Qualcuno ha anche detto che non era una questione di genere. Però se passiamo alla domanda successiva, quando la vittima è un uomo, secondo te quali sono le forme di mobbing più diffuse? Vediamo che le molestie psicologiche sono al terzo posto, 29,9%. Il demansionamento è al primo posto con il 33,8% e l'emarginazione e isolamento al secondo, 32,1%. Non ci sono le molestie sessuali. Sappiamo però che la percezione delle molestie sessuali tra uomo e donna è un po' diversa, no? Nella sezione altro vengono sempre proposto carico di lavoro esagerato o più opzioni insieme. C'è quindi differenza tra uomo e donna nella concezione del mobbing. Secondo te cosa spinge una persona a effettuare il mobbing? Soprattutto il bisogno di sfogare un malessere, il bisogno di uno sfogo di un malessere personale inerente alla condizione lavorativa, 215 risposte. Questo fa un po' comprendere che anche il mobber non si trova in una situazione di benessere lavorativo, dopo tutto, perché è in una situazione di malessere personale. Secondo te il mobbing è un fenomeno fisiologico diffuso in qualsiasi ambiente di lavoro? La maggioranza ha detto sì. È un fenomeno ovviamente sì, che può interessare qualsiasi ambiente di lavoro. Ritieni di essere stato vittima di mobbing almeno una volta nella tua carriera lavorativa? Qui abbiamo il 51,6% di no, ma il 48,4%, una percentuale molto alta, dice sì. Quindi il fenomeno sembra abbastanza esteso. Con che frequenza? Qui vediamo che il 38,1% dice raramente. Raramente potrebbe però non rappresentare una situazione di vero e proprio mobbing, perché il mobbing richiede comunque una certa sistematicità e frequenza. Ma
quasi 50%, 32,4 più 18,8, dice quotidianamente o settimanalmente, quindi in questo caso ci potrebbe essere qualche caso di mobbing vero e proprio. Con quali conseguenze? Malessere psicologico, 45,5%. Secondo posto, 27,8%, calo della motivazione e della produttività. Ecco, qui si capisce che il malessere psicologico causa un calo di motivazione nell'attività lavorativa e come conseguenza a questo c'è anche un calo della produttività. Chi era il mobber o i mobbers? 58,5% un superiore gerarchico. Una persona dello stesso livello, o insomma più persone dello stesso livello, secondo posto. Di che genere erano il mobber o i mobbers? 42,6% femminile. Siamo in un ambiente prevalentemente femminile comunque. Quali azioni ostili hanno messo in campo? Ecco, qui abbiamo il 34,7% una lesione dell'immagine, della reputazione, e il 30,7% un demansionamento. C'è poi la violenza verbale, l'isolamento e un aumento del carico di lavoro. Non c'è la violenza fisica, per fortuna, ma probabilmente ci sono altri ambienti di lavoro in cui la violenza fisica può essere più facilmente esercitata, credo. Secondo te quali strumenti sarebbero utili a prevenire o contrastare il fenomeno del mobbing? Anche qui era una scelta multipla, più risposte. Abbiamo l'opportunità di trasferimento, di mobilità, di interventi di prevenzione, di formazione, sono molto richiesti. Lo smart working sembra di no, che non migliori il mobbing. La prima però risposta più scelta è la figura del consigliere o della consigliera di fiducia dell'ente. Ecco, qui viene rimarcata la necessità di una figura un po' imparziale che possa ascoltare il disagio dei dipendenti. Ricordo che è una figura non obbligatoria dell'ente, che avrebbe il compito di ascoltare i casi singoli, di cercare di mediare nelle situazioni tra le parti e sarebbe magari molto utile che venisse istituita in qualsiasi ente. Non sono tanti gli enti che ce l'hanno ancora. Suggerimenti rilevati nella parte bianca del questionario, che già ha illustrato egregiamente Anna Cragnolini prima di me, ci sono comunque le cose più richieste, più volte richieste, riguardano, come ha detto anche lei, un servizio educativo, quindi una formazione in materia, un servizio educativo a rapporto di lavoro a tutti i livelli, anche dei corsi per la gestione dello stress e dei conflitti, per riuscire a lavorare meglio. C'è la necessità di avere più informazione sugli strumenti di contrasto al mobbing, che evidentemente non sono molto conosciuti. È richiesto un maggior coinvolgimento nel lavoro con obiettivi condivisi e soprattutto viene chiesto più ascolto da parte dei dipendenti. Il Q, che io qui rappresento, non ha il compito di ascoltare i casi singoli, però la direttiva che qui ho indicato, numero 2 del 2019, con le linee di indirizzo per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei CUG nella sua attività di verifica, prevede la possibilità di proporre all'amministrazione la costituzione di un nucleo di ascolto organizzato formato dagli stessi dipendenti, che abbia proprio il compito di ascoltare le persone, ascoltare i loro disagi e informarli sugli strumenti che hanno a disposizione e magari risolvere quelle piccole cose che derivano magari da mancanza di comunicazione piuttosto che da azioni di mobbing vere e proprie. E quindi ritengo che la costituzione di questo nucleo di ascolto organizzato potrebbe essere una buona iniziativa per fare anche da tramite tra il CUG e il punto antimobbing o la consigliera di fiducia, se ci fosse, o la consigliera di parità nei casi di mobbing conclamato, insomma. Qui
ringrazio tutti per l'attenzione dicendo ancora una cosa, che ritengo che in questa situazione in cui tutti abbiamo vissuto la pandemia e stiamo ancora vivendo i suoi strascichi, ci sono state delle situazioni di aumento nello stress, sia nello stress lavorativo, è aumentata la paura, il disagio, la solitudine in molti casi. E quindi ritengo che queste figure, questi organismi che possono essere il nucleo di ascolto organizzato, può essere la figura della consigliera di fiducia o del consigliere di fiducia, potrebbero aiutare a creare quell'ambiente di lavoro virtuoso in cui il benessere organizzativo viene conseguito e di conseguenza viene tenuta alta la motivazione e anche la produttività. Con questo ringrazio tutti e passo la parola. Bene, grazie dottoressa Bertolini per questa illustrazione che ci ha fatto dei risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario, da cui in effetti emerge un fenomeno che sembra essere più diffuso di quanto probabilmente si poteva immaginare, e anche l'evidenza che evidentemente dei punti di ascolto, dei luoghi dove poter parlare di questo fenomeno siano estremamente importanti. Ed è a questo punto che quindi ho il piacere di introdurre l'avvocata Teresa Dennetta, che ci parlerà del punto di ascolto antimobbing, risorse e strategie. Buonasera a tutti, vi ringrazio per aver invitato il punto di ascolto e soprattutto perché ho la possibilità di rappresentare l'attività che svolgiamo oramai da tantissimi anni. Friuli Venezia Giulia ha una legge speciale che non hanno tutte le altre regioni, ma è una legge che è la legge 7 del 2005 che ha istituito i punti di ascolto. Elena prima parlava di questa grande esperienza che è partita proprio tanti e tanti anni fa, nel 2007, sotto la loro egida, e lei in particolare come assessore, e poi è continuata con Asia Battaglia. Sicuramente sono stati dei momenti molto difficili all'inizio per strutturare l'attività, ma oggi possiamo dire che dopo tanti anni di ascolto abbiamo anche una casistica molto importante. Il punto di ascolto di Udine è il primo in regione, ne sono soltanto 3: Udine, Porcia, in questo momento Pordenone, Porcia e Gorizia. Questi punti di ascolto sono degli spazi neutri, in particolare uno spazio dove vi sono del personale adeguato e professionalmente formato per l'ascolto, un'operatrice e dei professionisti quale l'avvocato, lo psicologo del lavoro e il medico del lavoro. Questi professionisti sono all'interno del punto di ascolto, rappresentano insieme all'operatrice le risorse umane e ci occupiamo di disagio lavorativo che va dalle vessazioni, quelle più leggere, a un malessere profondo, e in grande collaborazione anche con i medici e con il centro di salute mentale, perché purtroppo il malessere lavorativo arriva a sfibrare chiunque, anche la persona più formata, che ha risorse, se si trova a fronteggiare una situazione critica per un lungo periodo, quindi un periodo sicuramente importante, sotto tensione, sotto pressione, crolla e mostra tutta la fragilità. Il punto di ascolto è quello spazio neutro che ti permette di avere dei suggerimenti pratici, dei consigli da poter attuare per poter rimanere sul posto di lavoro. Non è sicuramente lo spazio dove si va per dire voglio far causa, voglio far denuncia, perché ci sono altri posti tutelati, diciamo che sono deputati a ciò. Il punto di ascolto non fa altro che fornire delle strategie di difesa per rimanere sul posto di lavoro. E queste strategie di difesa si costruiscono insieme alla persona, perché ricordiamoci che le persone hanno una loro sensibilità. Prima ho sentito
che è un po' diciamo, chi ha problemi di lavoro un po' se le cerca perché non si fa rispettare. Ecco, questa è una visione che sicuramente io non posso condividere, nel senso che il percepito della persona può essere questo, ma in realtà la persona si trova a fronteggiare il disagio lavorativo, è un lavoratore che magari è un lavoratore puntuale, un lavoratore bravo nel suo lavoro, ma che viene preso di mira perché non dobbiamo dimenticarci che è sicuramente un'attività reiterata che viene posta in essere e porta allo sfiancamento del lavoratore fino a spingerlo alle dimissioni. E questo se va tutto bene, perché abbiamo avuto anche dei casi di suicidio. Quindi diciamo che il mobbing è effettivamente una delle cose più estreme che si possono vivere all'interno del posto di lavoro. Il posto di lavoro ha una grande parte della nostra quotidianità, quindi noi dobbiamo anche assumerci una certa responsabilità. Chi ha dei posti, la gestione di un posto di lavoro, chi è un datore di lavoro e chi è un funzionario, che in questo caso nell'ente pubblico, deve effettivamente vigilare e per questo devono essere formati sia i preposti in ogni ambiente lavorativo, perché purtroppo il malessere lavorativo esiste e prima abbiamo parlato della maternità, abbiamo parlato della legge 104, quindi quei casi in cui si deve prestare assistenza. Tutto ciò che a volte sono anche semplicemente simpatia e antipatia, a volte proprio perché sei donna o proprio perché sei maschio che vieni sottoposto a questa attività di vessazione. Possono essere diversissime le cause che portano le persone ad effettuare dei comportamenti vessanti nei confronti dei colleghi o dei sottoposti. Quello che sicuramente tocca a noi come società è di ostacolare queste attività, di vigilare su queste situazioni e di prestare aiuto. La percezione, il mutamento culturale che da anni, su cui noi ci battiamo quotidianamente come professionisti, come persone, come esseri umani, non voltarci dall'altra parte, ma prestare attenzione al percepito di ognuno e in modo che vi sia una crescita del concetto di benessere lavorativo. Il lavoratore che sta bene produce di più, quindi dovrebbe entrare anche nell'ordine di idea del datore di lavoro, assicurare che questa produttività e questo benessere risieda nella propria azienda. Che cosa potrei suggerire all'interno della visione, oramai che sono tantissimi anni, abbiamo superato i 13 anni, 14 anni di ascolto? E sicuramente posso suggerire che è importante formare il personale, che è il personale dirigente. Perché? Perché molto spesso si evita di prendere posizione, la conflittualità tra colleghi cresce e molto spesso poi sicuramente paga di più chi è la persona che in quel momento ha una fragilità esposta, che può essere dovuta a qualunque caso. Abbiamo detto la maternità, potrebbe essere dovuto anche a malattie personali, situazioni familiari, e il lavoratore o la lavoratrice in quel momento è sicuramente la persona più esposta alla situazione di malessere. Ma la situazione di malessere che vive il lavoratore non la vive solo il lavoratore, la vive anche la sua famiglia, perché questo è anche un danno di relazione, perché la vita della persona oramai viene scombussolata, ma viene scombussolata anche quella di sua moglie o di suo marito, dei figli, se sono presenti. Quindi noi dobbiamo tenere a cuore negli ambienti di lavoro, vigilare e sapere che le risorse umane sono sicuramente la cosa più importante da proteggere. E per proteggere vuol dire che ci deve essere l'occhio sensibile o dell'amministratore oppure del datore di lavoro e soprattutto dei funzionari, cioè di coloro che o dei preposti, di coloro che poi gestiscono l'attività umana, gestiscono la conflittualità che è normale che si possa sviluppare all'interno dei punti di lavoro. Vi dico anche che a differenza di qualche anno fa,
ritroviamo le molestie sessuali che era da un po' che non avevamo più contezza. In quest'anno sono state denunciate varie situazioni di molestie sessuali e vi dirò che sotto questo aspetto c'è anche una certa parità, perché anche degli uomini che hanno subito queste avance da parte di superiori donne. E questo in un certo senso mi fa fare una riflessione. Alla fine la molestia sessuale da chiunque viene fatta sicuramente è una cosa che infastidisce, sotto questo aspetto abbiamo una certa eguaglianza, ma sicuramente è un'espressione di potere, è un'espressione nell'aspetto lavorativo. La molestia sessuale è sicuramente una forma di potere esasperato e si concreta proprio nel porre minacce, nel essere invadente, essere petulante, proprio come un atteggiamento di mancato rispetto dello spazio dell'altro. Quali possono essere i miei suggerimenti? I miei suggerimenti sicuramente come punto di ascolto e sulla nostra esperienza è importante fare tavole di sensibilizzazione, formare coloro che devono gestire le persone all'interno degli ambienti lavorativi, aiutare queste persone anche ad imparare a utilizzare una comunicazione in una maniera differente, perché a volte anche la modalità con cui come parliamo, come ci poniamo è importante. E poi soprattutto suggerire alle persone di non aver paura di chiedere aiuto. Prima mi sono appuntata che il malessere maschile è più forte a volte per quanto riguarda la percezione. Beh, io vi assicuro che gli uomini arrivano effettivamente al punto di ascolto, sono in grande difficoltà perché arrivano alla fine, cioè perché hanno paura, vergogna di dover chiedere aiuto. La donna è più propensa a chiedere aiuto e a confrontarsi. L'uomo arriva quando è effettivamente annientato, o ce lo porta la moglie o ce lo portano i genitori, ma ha più difficoltà a rivolgersi ad uno spazio dove chiedere aiuto. Questo spazio è stato creato, è completamente gratuito e nel periodo di lockdown vi dirò che è molto aumentato. I dati li andiamo ad analizzare del primo semestre, proprio adesso chiudiamo il mese di giugno, quindi sarà interessante anche fare una valutazione, però vi assicuro che la situazione effettivamente in questo periodo di estremo controllo, anche comportamentale, mascherine, distanziamento, questa situazione di controllarci continuamente, anche trattenerci dall'andare incontro all'altro, ha creato una situazione di maggiore stress e questo stress nell'ambiente lavorativo si è evidenziato molto di più. Quindi, per dire, il lavoratore che già aveva problemi all'interno del suo contesto lavorativo, state tranquillo che è stato messo in cassa integrazione come prima persona, a 0 ore magari, senza mai tornare in azienda, oppure il lavoratore che aveva bisogno di accudire i suoi bambini che stavano all'interno del contesto familiare, ha chiesto il lavoro agile, niente lavoro agile, proprio per stancarlo. E dal nostro punto di osservazione anche il blocco dei licenziamenti dovuti alle normative che abbiamo attualmente sicuramente è stato positivo da un aspetto, ma le pressioni psicologiche per stancare e i licenziamenti disciplinari, quelli potevano essere effettuati, quindi di conseguenza il lavoratore è stato pressato ancora di più per cercare di liberarsi di quei contratti magari scomodi e che in questo caso il Covid poteva rappresentare il momento migliore per poterlo fare. Quindi a tutti coloro che ci ascoltano, innanzitutto è importante capire se quello che si sta vivendo è effettivamente una situazione di difficoltà lavorativa, è una situazione di vessazione e quali sono gli strumenti necessari per poterla fronteggiare all'interno di questo spazio, cercando di sgravare un po' l'ambiente familiare, l'ambiente di relazione per avere consigli utili, gratuiti e sicuramente con delle persone che sono a servizio dell'utenza.
io resto in attesa magari di qualche stimolo, a qualche domanda, e vi ringrazio ancora, non voglio rubare spazio agli altri relatori, vi ringrazio ancora e sono ben lieta e mi auguro che queste tavole possano continuare per sensibilizzare e lavorare sul mutamento culturale, che è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Avvocata Dennetta, io la ringrazio e il suo intervento è stato chiarissimo, estremamente efficace e devo dire che a questo punto, dopo aver ragionato su quelli che possono essere gli strumenti sul campo, no, di ascolto, a questo punto arriva il momento invece di ragionare su quelli che sono gli aspetti normativi, quindi di tutela del benessere lavorativo, e di questo ne parliamo con la professoressa Valeria Filì, che è ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Udine, nonché anche coordinatrice del Comitato delle Pari Opportunità. La professoressa Filì ci parlerà di benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni tra tutela della salute e valorizzazione delle diversità. Prego Valeria. Grazie Maria Cristina, un saluto a tutte e a tutti e un grazie al Comune di Udine, alle organizzatrici, all'assessora Battaglia per averci coinvolto in questa bella partnership, perché ovviamente due amministrazioni come l'Università di Udine e il Comune che si mettono a ragionare del benessere organizzativo, dell'ambiente di lavoro, delle forme di tutela, significa che proprio si vuole sviluppare una cultura organizzativa diversa e che si ha molto a cuore la salute psicofisica dei propri dipendenti. Quindi credo che questa partnership sia molto significativa e possa anche dare sviluppi positivi per il futuro. Io utilizzerò alcune slide, ma soltanto così evocative, perché in maniera molto semplice voglio vestire duplici panni, cioè da un lato i panni della giuslavorista, quali sono, e dall'altro lato i panni della delegata del rettore per le pari opportunità, presidente del CUG, in modo da evidenziare come proprio ci sia un fil rouge che lega, anche se vogliamo, proprio queste materie, e che cosa quindi si può fare a partire da un quadro normativo che tratteggerò in maniera molto semplice, soltanto per concetti, per sommi capi. Ma innanzitutto voglio partire da un concetto che Valeria, scusa se ti interrompo, se puoi mettere in presentazione. Però ho paura che si blocchi. Io adesso ci provo. Ditemi se scorrono le slide, perché scorrono. Ok. Allora, il concetto di partenza è che il lavoro non è una merce. Sembra una banalità, ma non lo è affatto, perché questo principio, il lavoro non è una merce, è il principio fondante dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1919. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro è l'ONU sostanzialmente che riguarda il lavoro, quindi è un'organizzazione che ha la stessa ampiezza dell'ONU, che coinvolge quasi tutti gli stati del mondo e che si occupa di definire gli standard lavorativi, e il principio fondante è proprio questo. E quindi è questo l'ispiratore di tutte le forme di tutela e le normative che riguardano il lavoro. Il lavoro non è una merce, proprio perché è impossibile distinguere tra la persona del lavoratore e della lavoratrice e le energie lavorative. Quindi quando parliamo di lavoro parliamo di persona. E poi l'altro fattore che è proprio contenuto nel titolo del webinar è ambiente di lavoro. Ambiente di lavoro che, se ci pensate, proprio alla luce di quanto è successo durante l'emergenza pandemica, è un ambiente di lavoro che si è sempre più smaterializzato. Cioè noi abbiamo sempre ragionato di ambiente di lavoro in senso fisico, in senso geografico, in senso spaziale, abbiamo parlato di delocalizzazione, abbiamo parlato di impresa che si spezzetta, però adesso stiamo parlando di ambiente di lavoro veramente smaterializzato, perché l'ambiente di lavoro è entrato a casa nostra. Cioè ambiente di lavoro sono anche le nostre stanze dove abbiamo il nostro computer da cui ci connettiamo, e quindi è chiaro che il concetto di ambiente di lavoro si è
amplificato in maniera molto diversa. E tutto questo cosa c'entra? Ma c'entra perché le norme, che non potrò elencarvi ma che vi voglio solo accennare, le norme nel nostro ordinamento ma anche nell'ordinamento sovraordinato, cioè abbiamo parlato di Unione Europea prima con l'onorevole e poi vi ho accennato io all'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ma la stessa ONU, ma l'Ocse, cioè ci sono tutta una serie di normative di vario livello che parlano del dovere di protezione, della responsabilità che il datore di lavoro ha nei confronti dei suoi dipendenti. Quello che viene chiamato in inglese duty of care, quindi il dovere di preoccuparsi e di curare i propri dipendenti. Nel nostro ordinamento c'è la Costituzione, sono molte le norme della Costituzione che riguardano il lavoro, moltissime, ma ve ne cito soltanto 3, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 35, per esempio. E poi non dimentichiamoci l'articolo 32 sulla tutela della salute. E l'articolo del Codice Civile, il 2087, pensate, il Codice Civile è antecedente alla Costituzione, come tutti i nostri studenti sanno, eppure già nel Codice Civile, prima della Costituzione repubblicana, si pone questo dovere di protezione in capo al datore di lavoro. Un dovere di protezione che deve riguardare gli aspetti completi dell'essere umano, quindi la tutela della salute psicofisica. Questo è importante perché questo principio è un fil rouge che conduce alle più moderne discipline, conduce a tutta la normativa che riguarda la salute e sicurezza sul lavoro. E sì, perché proprio i rischi principali di cui noi parliamo tendenzialmente riguardano la salute e sicurezza, che tendenzialmente appunto decliniamo pensando a tutta la normativa di protezione. In questa normativa di protezione dobbiamo fare un salto in avanti e dobbiamo ricomprendere quanto è stato detto prima, cioè tutti i ragionamenti che sono stati fatti prima sul benessere organizzativo, sul mobbing, riguardano proprio questo dovere di protezione. Pensate che nel documento di valutazione dei rischi che ogni datore di lavoro, anche pubblica amministrazione, deve per forza effettuare e quindi deve predisporre, c'è una valutazione sull'impatto che ha l'organizzazione sulla vita delle persone, sulla psiche delle persone, sullo stress delle persone. Stress che è stato accennato, si è amplificato, quindi questo dovere di sicurezza e di tutela delle persone deve essere declinato ovviamente a seconda dei contesti, quindi si è ragionato molto di come deve essere declinato questo dovere di protezione durante la pandemia, che si spinge ovviamente a una tutela molto alta della salute in senso stretto. Abbiamo visto quante norme hanno riguardato la salute, l'articolo 32, quali compressioni ci sono state delle nostre libertà fondamentali in nome di questo diritto che viene chiamato anche diritto tiranno, che è la salute. È anche vero però che il dovere di protezione si deve spingere, come è stato detto da chi mi ha preceduto, anche sulla parte psicologica e del benessere. Poi, come vedrà, come ci spiegherà l'avvocata dottoressa Mazzanti, assegnista di ricerca proprio nel gruppo di lavoro dell'Università di Udine, nel laboratorio lavoro, ci spiegherà quanto questo incide proprio per i lavoratori che lavorano in smart working, il lavoro da casa. Quindi il confine tra stress e wellness è molto sottile e ci sono ovviamente delle azioni che possono essere poste in campo. Ma innanzitutto io voglio poi citare il fatto che lo stress, il malessere lavorativo, la costrittività organizzativa ha un impatto diverso sulle persone perché le persone sono diverse. Siamo tutti diversi, ma ci sono persone portatori, portatrici di diversità, diciamo, che spiccano più di altre. Una di queste è la disabilità. È chiaro che il fattore della disabilità può amplificare lo stress, il malessere lavorativo se l'ambiente di lavoro non reagisce in modo positivo, in modo adeguato a queste diversità. Le diversità però non sono soltanto legate alla disabilità, le diversità sono tante, ormai sono pacificamente riconosciute. Pensate, vabbè, al genere, chiaramente è una diversità molto forte che è stata spesso trascurata, viene citata parlando di mobbing, viene citata parlando di discriminazioni relativamente alla maternità, ma insomma il genere però spicca in tutta una serie di aspetti. E poi l'età. Sempre più ci rendiamo conto di come c'è una incidenza dell'età
nell'ambiente di lavoro. La popolazione dei lavoratori e delle lavoratrici sta invecchiando e questo ha un effetto importante. Vi segnalo che proprio per questo motivo nell'Università di Udine abbiamo creato un gruppo di studio, di ricerca che si occupa di active aging, cioè di invecchiamento attivo. Quindi abbiamo creato un gruppo interdisciplinare proprio per studiare questi aspetti e l'impatto dell'invecchiamento interdisciplinare su tutti gli aspetti delle scienze, per poter poi porre in essere delle buone prassi che servono anche per il benessere lavorativo. Altri fattori di diversità, l'orientamento sessuale certamente, la provenienza etnica, la religione, è chiaro perché il melting pot, il fatto che ormai ci siano persone che provengono da paesi terzi, che però ormai sono stabilizzati in Italia, abbiamo le seconde cosiddette generazioni e tutto questo porta a dei cambiamenti molto forti che devono essere guidati, non devono essere subiti. E allora indosso le mie vesti di presidente del CUG. Prima è stato già citato il ruolo del CUG, è stato evidenziato l'importanza del ruolo del CUG. I CUG, i Comitati Unici di Garanzia, sono obbligatori. Tutte le pubbliche amministrazioni obbligatoriamente devono avere un CUG all'interno. Una volta si chiamava Comitato Pari Opportunità, ma c'era anche il Comitato contro il mobbing e quindi è stato riunito in un unico comitato di garanzia. Ebbene, è importante l'azione dei CUG, intanto perché i CUG devono necessariamente porre in essere una serie di azioni positive e se queste azioni positive non vengono effettuate ci sono delle valutazioni negative. E tra l'altro vi segnalo che il legislatore ha previsto una serie di meccanismi per cui addirittura se non vengono effettuati i piani triennali delle azioni positive, le pubbliche amministrazioni non possono assumere. Quindi l'obbligo assunzionale, le potenzialità assunzionali sono condizionate all'adozione dei piani triennali delle azioni positive. Quindi un modo per obbligare sostanzialmente le pubbliche amministrazioni ad adottare queste azioni positive. E addirittura vi segnalo che a livello europeo ormai le università sono obbligate ad adottare i Gender Equality Plan, che sono dei piani, diciamo, di azioni positive ma specifiche per le università che consentono l'accesso a finanziamenti europei. Quindi se le università non adottano i Gender Equality Plan non possono accedere ai finanziamenti europei. È un modo per costringere, quindi un modo per obbligare, o meglio, se puoi anche non farlo, ma se non lo fai ci sono delle conseguenze negative. Quindi è meglio farlo, è la famosa tecnica dell'onere. Detto questo, quindi che c'è una tendenza dell'ordinamento multilivello a spingere verso le azioni positive, cosa sono le azioni positive? Le azioni positive devono includere le diversità nella logica della valorizzazione delle persone, delle specificità, che può essere considerata proprio un valore e non soltanto un fattore di disequilibrio o di criticità. Significa eliminare quella costrittività organizzativa che spesso esiste per rendere le persone più libere, per consentire alle persone di essere se stesse e quindi di stare meglio e quindi di produrre di più. Abbiamo visto prima quanto il mobbing incide negativamente sulla performance, ma non solo il mobbing, anche lo stress lavoro correlato incide negativamente sulla performance, creando quindi delle disfunzioni organizzative, amplificando le disfunzioni organizzative. Quindi le pubbliche amministrazioni devono essere portatrici di queste buone prassi, di creare dei meccanismi per eliminare o marginalizzare il più possibile lo stress. Ripeto, nel rispetto delle diversità. Come? Ma per esempio con gli accomodamenti ragionevoli, questi ormai sono delle buone prassi già adottate per quello che riguarda la disabilità, anche se ogni tanto c'è qualche condanna di qualche tribunale nei confronti dei datori di lavoro privati e pubblici. Accomodamenti ragionevoli che sono obbligatori, che devono essere obbligatoriamente posti in essere proprio per cercare di adattare il più possibile il posto di lavoro alle potenzialità del dipendente, quindi mettendo in luce quello che può fare e cercando di minimizzare quello che non può fare. Ma questo concetto di accomodamenti ragionevoli deve essere utilizzato anche in altri ambiti, non solo della disabilità. Voglio farvi un esempio. L'esempio è quello delle identità alias. Finalmente molte persone che sono in transizione di genere hanno il
coraggio, hanno la forza di dirlo, però non è facile sul posto di lavoro. Allora, per esempio, molte amministrazioni, penso alle università che sono pioniere in questo aspetto, stanno creando delle identità alias per consentire anche alle persone in transizione di genere di potersi esprimere liberamente. Naturalmente fino a quanto la normativa consente di farlo, ma insomma creare delle identità fittizie, se vogliamo, scelte, che consentono a chi è in transizione di genere di essere se stesso e di poter lavorare al meglio delle proprie possibilità. Ancora, un'altra azione positiva è quella che riguarda il linguaggio, un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, contro il linguaggio d'odio, contro il linguaggio discriminatorio, anche quando non pensiamo che lo sia. Vi faccio un esempio: le linee guida dell'Agenzia delle Entrate. Sono tante le pubbliche amministrazioni che stanno adottando le linee guida per un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, perché dalle parole parte tutto. Le parole sono i concetti, e quindi è chiaro che partire dal linguaggio significa fare una riflessione sul messaggio che vogliamo comunicare. E poi il bilancio di genere. Vi voglio segnalare l'esperienza dell'Università di Udine. Abbiamo appena pubblicato, e lo trovate sul sito del CUG, www.niud.it/CUG, il bilancio di genere. Che cos'è il bilancio di genere? È una fotografia che però è una fotografia che guarda alle persone che lavorano nell'amministrazione e a tutti gli utenti che ruotano intorno, quindi i nostri studenti e le studentesse, andando a guardare la percentuale di uomini e donne e come le politiche adottate dall'Ateneo incidono sugli uomini e sulle donne, e si scoprono cose molto interessanti. Perché il bilancio di genere è importante? Perché consente di scattare questa fotografia, e soltanto una volta che si ha la fotografia, ma forse è meglio dire quasi una radiografia della situazione, si possono adottare poi quelle azioni per poter migliorare la situazione. Almeno si è consapevoli che quando si adottano delle politiche, queste hanno degli impatti anche differenziati tra i generi. E allora, in sostanza, che cosa devono fare le pubbliche amministrazioni? Devono essere degli esempi di equilibrio anche per il mondo privato. Non possiamo poi criticare le imprese private quando in primis sono le pubbliche amministrazioni a non mettere in campo queste azioni. Perché? Perché ciascuno di noi è importante. E io qui chiudo e cedo la parola alla mia collaboratrice, la dottoressa Caterina Mazzanti, che ci parlerà di un tema molto interessante che riguarda proprio lo smart working. Grazie, professoressa Nicoli. Bene, allora Valeria ha già introdotto la prossima relatrice che affronterà un tema estremamente importante. La professoressa Fili ha parlato che il lavoro si è smaterializzato sempre di più, lo stress invece è crescente e sempre più materiale. E quindi alla luce di questo volevo introdurre l'avvocata dottoressa Caterina Mazzanti, che è ricercatrice presso l'Università degli Studi di Udine, a parlarci di luce e ombre nello smart working. Prego Caterina. Buonasera a tutti e ringrazio la professoressa Maria Cristina Nicoli per l'introduzione e la presentazione della mia relazione, del mio breve intervento, che si riaggancia alla relazione presentata e esposta dalla professoressa Fili, con cui appunto io ho l'onore di collaborare. Ora condividerò le mie slide, spero di riuscire. Il titolo appunto che è stato scelto per il mio intervento, per la mia relazione, appunto è Luci e ombre dello smart working. Luci e ombre perché? Perché lo smart working rappresenta senz'altro uno strumento con delle enormi potenzialità, uno strumento che fino ad oggi in realtà è stato quasi del tutto sconosciuto, o quantomeno utilizzato soltanto in piccole o comunque in rare circostanze o in aziende di dimensioni senz'altro notevoli, ma ha rappresentato per l'appunto uno strumento marginale. Uno strumento marginale in un contesto lavorativo che è quello del lavoro tradizionale, che, come metteva appunto in luce la professoressa Fili, è un contesto lavorativo tradizionale caratterizzato da una forte dimensione fisica del lavoro, spazio-temporale. Quindi quando invece parliamo di smart working facciamo proprio riferimento a una dimensione completamente diversa.
Parliamo di una dimensione che oramai è divenuta in qualche modo virtuale, si è smaterializzata, è entrata in qualche modo violentemente, prepotentemente, l'abbiamo visto durante l'emergenza pandemica, nelle nostre case. Quindi abbiamo perso la dimensione fisica del lavoro con lo smart working e possiamo dire che è possibile individuare un vero e proprio confine, una linea molto netta tra quello che era lo smart working prima dell'emergenza pandemica e quello che è diventato lo smart working durante l'emergenza pandemica. Uno smart working che lo metterò in luce brevemente appunto successivamente, è diventato uno scudo protettivo, uno strumento attraverso il quale attuare il distanziamento sociale e garantire allo stesso tempo lo svolgimento dell'attività lavorativa. Vediamo allora che cos'è lo smart working in origine, com'è stato pensato e concepito lo smart working dal legislatore nel 2017, quando appunto è stato per la prima volta introdotto come appunto strumento dotato quindi di una normativa specifica all'interno di quello che noi chiamiamo lo Statuto del lavoro autonomo. E anche questo ci fa riflettere, perché parliamo di uno strumento, quello dello smart working, che è uno strumento rivolto al lavoro subordinato, ma che ha delle caratteristiche che lo avvicinano moltissimo, in qualche modo, anche nel nostro immaginario, a un lavoro autonomo, un lavoro senza vincoli. E infatti appunto quando parliamo di smart working facciamo riferimento in primis alla definizione contenuta all'articolo 18 e ci riferiamo a una modalità di esecuzione del lavoro subordinato che viene stabilita attraverso uno specifico accordo tra le parti. Questo è lo smart working originario, quello appunto individuato dall'articolo 18 della legge 81 del 2017, o Statuto del lavoro autonomo, che ha delle caratteristiche ben precise. Eh sì, perché lo smart working, l'abbiamo in realtà visto anche durante l'emergenza pandemica, è una modalità lavorativa priva di vincoli di orario, seppur chiaramente nei limiti previsti dalle disposizioni normative del nostro ordinamento, e priva di vincoli relativi al luogo di svolgimento del lavoro. Una modalità di esecuzione del lavoro possibile anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che viene eseguita sia all'interno, quindi in parte all'interno e in parte all'esterno del locale aziendale, del luogo di lavoro, senza però una postazione fissa. Quindi questi sono, e li ho evidenziati, i tratti fondamentali che ci consentono di individuare la definizione di smart working. Ma allora, parlando di smart working, molto spesso ci troviamo in un vero ginepraio semantico, cioè tante volte sentiamo parlare di smart working, sentiamo parlare di lavoro agile, ci chiediamo se sono sinonimi, di fatto diciamo lo sono. Il termine smart working tra l'altro è un termine in qualche modo improprio, un'espressione impropria, nel linguaggio in inglese non si utilizza lo smart working per fare riferimento a quello che è il work from home, cioè quello che è il lavoro da casa per l'appunto. Lo smart working viene anche spesso associato al telelavoro, ma allora qual è la differenza tra lo smart working o lavoro agile e il telelavoro? E quindi vediamo brevemente che cos'è il telelavoro. Il telelavoro, diciamo, difetta in qualche modo rispetto allo smart working di una specifica tipizzazione legislativa che è prevista in realtà per il pubblico impiego, dove appunto è presente all'interno dell'articolo 4 della legge 191 del 98. E quali sono le caratteristiche fondamentali del telelavoro? Il telelavoro è una forma di lavoro che viene effettuata, viene svolta regolarmente in un luogo diverso dalla sede tradizionale lavorativa, quindi c'è una regolarità, una costanza. La normalità nel telelavoro appunto è proprio lo svolgimento del lavoro al di fuori della sede lavorativa.
prevalentemente appunto attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Quindi vedete come ci sono sì delle differenze tra lo smart working e appunto il telelavoro. In qualche modo nello smart working pre-Covid c'è una forte alternanza tra il lavoro all'interno della sede lavorativa e il lavoro al di fuori della sede lavorativa. C'è un possibile utilizzo degli strumenti tecnologici, ma diciamo non necessario. Noi facciamo difficoltà ad immaginarci uno smart working senza gli strumenti tecnologici, perché oramai lo strumento tecnologico è lo strumento attraverso cui comunque viene svolta l'attività lavorativa. Tuttavia, se guardiamo effettivamente alle definizioni che diamo di telelavoro e di smart working, delle differenze sostanziali ci sono. E vediamo quali sono allora, e arrivo al cuore diciamo della mia presentazione, quali sono queste luci dello smart working, quali sono gli aspetti positivi dello smart working, gli aspetti che ci consentono di pensare allo smart working come un enorme strumento, una grande potenzialità rivolta appunto a tutti. Beh, il primo lato positivo che possiamo mettere in luce quando pensiamo alla definizione contenuta proprio all'interno dell'articolo 18 della legge 81 di smart working, vediamo come appunto la ratio, la funzione cui lo smart working è diretto è proprio quello di innanzitutto incrementare la competitività. E questo perché? Perché effettivamente è stato messo in luce che una modalità lavorativa che consenta di lavorare, tra virgolette, agilmente, quindi con flessibilità fuori dai locali tradizionali dell'impresa può stimolare la competitività. Dall'altro però, e questo è senz'altro uno dei principali aspetti che bisogna mettere in luce a livello appunto di funzione dello smart working, lo smart working è stato proprio pensato come strumento necessario ad agevolare la conciliazione, la difficilissima conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che sappiamo essere stato senz'altro un punto particolarmente critico, e lo vedremo a brevissimo, durante il periodo dell'emergenza pandemica. Ma non sono solo questi gli aspetti positivi che possiamo senz'altro attribuire allo smart working, proprio perché lo smart working può essere letto, può essere visto come un importante strumento di inclusione lavorativa. Un importante strumento di inclusione lavorativa che, laddove accompagnato all'idonea formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, può consentire a tutti e a tutte di entrare nel mondo del lavoro e di continuare a restare parte del mondo del lavoro. E infatti nell'immagine che vi ho proposto, in modo significativo ho scelto l'immagine appunto del lavoratore, poteva essere la lavoratrice anziana, lavoratori o lavoratrice anziani che in realtà si trovano molto spesso, come altre categorie di lavoratori, ai margini del mercato del lavoro, e che in realtà attraverso lo strumento dello smart working, se accompagnato naturalmente da un'idonea, una necessaria formazione, aspetto fondamentale, è possibile mantenere all'interno dell'ambiente lavorativo, del mercato del lavoro. E non solo, perché quando facciamo riferimento a categorie che rischiano l'esclusione dal mercato del lavoro e dall'ambiente lavorativo, facciamo riferimento a una varietà di lavoratori, tra cui senz'altro anche i lavoratori e le lavoratrici con disabilità. E allora in questi termini è possibile forse pensare proprio allo smart working come un accomodamento ragionevole. Quindi richiamo quella nozione che è stata prima chiaramente spiegata dalla professoressa Filì. Pensiamo allo smart working in questi termini, cioè come uno strumento capace di abbattere quelle barriere sociali, quelle barriere presenti nell'ambiente lavorativo che impediscono a determinati lavoratori e determinate lavoratrici, come appunto i portatori di disabilità, di lavorare
e di dare il massimo, perché in realtà la disabilità deve essere vista come appunto una forma senz'altro di diversità, ma una occasione di arricchimento per il contesto lavorativo e per la comunità dei lavoratori, laddove ci siano appunto degli strumenti adatti ad eliminare quelle barriere che sarebbero insormontabili per certi soggetti. E quindi in questo termine possiamo ricomprendere, quindi nel termine, nell'espressione accomodamento ragionevole, potremmo pensare di ricomprendere anche lo smart working. Bene, come vi dicevo in apertura, in realtà c'è un importantissimo spartiacque tra quello che c'era prima, parlando di smart working, parlando della legge 81 del 2017, e quello che c'è stato dopo il Covid. Come si è trasformato, che vesti ha assunto, ha indossato lo smart working durante appunto l'emergenza pandemica. Beh, inutile ricordarlo, l'abbiamo vissuto tutti, durante l'emergenza pandemica siamo stati catapultati in una nuova realtà lavorativa. Questa idea della porosità del tempo che i sociologi in primis, ma i giuristi poi hanno effettivamente analizzato, cioè la cosiddetta time porosity, cioè appunto questa compenetrazione, contaminazione costante dei tempi di vita privata con i tempi di lavoro, è diventata veramente una realtà tangibile per tutti e non soltanto per alcuni di noi. Tutti noi siamo stati costretti in modo diverso comunque a lavorare da casa, come? Attraverso lo smart working. Smart working che, come dicevo prima, in qualche modo è diventato uno scudo protettivo, cioè uno strumento che consente di prevenire il rischio di contagio, quindi da strumento che è utile ad agevolare la conciliazione vita-lavoro e incrementare la competitività, lo smart working con il Covid è diventato appunto uno strumento di prevenzione del rischio. Uno strumento di prevenzione del rischio che è stato in grado, seppur in modo difficile, di trovare in qualche modo, ha cercato di trovare un equilibrio tra beni di interesse giuridico, di interesse di diciamo copertura costituzionale diversi, dalla salute appunto al necessario soddisfacimento di un principio di solidarietà, la tutela del lavoro, ma anche appunto le esigenze produttive. E quindi, diciamo, come vi dicevo, durante lo smart working, durante il lavoro, durante l'emergenza pandemica, siamo arrivati a vedere lo smart working come uno strumento a tutela di particolari categorie. In particolare appunto quella dei lavoratori fragili, cioè quei soggetti che risultano particolarmente vulnerabili, esposti appunto al rischio appunto del contagio. In realtà, appunto, come vi dicevo, quindi lo smart working ha assunto una veste diversa, quella della prevenzione dal rischio di contagio è stato concepito in alcuni casi come un vero e proprio diritto rivolto appunto a questi lavoratori fragili. Ma l'emergenza pandemica, se da un lato ha consentito attraverso diciamo lo smart working di valorizzare alcuni aspetti, alcuni connotati positivi dello strumento, ha messo in luce le criticità dello smart working, criticità che sono destinate in qualche modo a permanere anche dopo probabilmente appunto criticità che devono essere affrontate ora più che mai proprio perché si sono dimostrate nel corso dell'emergenza pandemica, ma appunto caratterizzano appunto lo smart working come strumento, come modalità di lavoro appunto al di fuori del tradizionale luogo lavorativo. Vediamo quindi brevemente quali sono le ombre dello smart working. Beh, prima di tutto, e senz'altro questo proviene dall'esperienza diretta di molte lavoratrici, si è visto come lo smart working nell'emergenza pandemica abbia di fatto accentuato le diseguaglianze.
Quindi durante appunto l'emergenza pandemica le donne sono state in particolare le persone che hanno pagato il prezzo più alto. Quindi chiaramente lo strumento dello smart working non ha garantito diciamo uno svolgimento normale dell'attività lavorativa, al contrario le donne lavoratrici si sono trovate a dover gestire un carico familiare enorme, determinato anche non solo dall'assistenza e dalla cura familiare, ma anche appunto, come sappiamo, dalla didattica a distanza svolta dai figli. Quindi effettivamente in questo senso possiamo dire che lo smart working ha dimostrato un'enorme criticità. Ancora, lo smart working ha messo in evidenza durante appunto il periodo pandemico l'impatto negativo che può avere sul piano della salute. Sul piano della salute infatti sono tante le patologie che appunto si possono sviluppare per un utilizzo in qualche modo eccessivo dello strumento dello smart working. Uno fra tutti appunto il burnout, ma non solo, perché chiaramente, ricollegandomi chiaramente al tema centrale del webinar, sicuramente anche lo stesso mobbing trova una sua declinazione anche attraverso questa modalità di lavoro a distanza. L'isolamento diventa senz'altro ancora più facile attraverso appunto lo smart working. E infatti quello diciamo dell'isolamento e dell'emarginazione è un rischio concreto, soprattutto laddove si abbia a che fare con persone caratterizzate da una fragilità psicosociale. In questo caso infatti è ovvio che lo strumento dello smart working non possa essere letto come uno strumento che aiuta all'integrazione appunto della persona con fragilità psicosociale, tutt'altro, ma appunto accentua l'emarginazione e il rischio di esclusione appunto dello stesso. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata nei tempi. Grazie Caterina, intanto io desidero ringraziare tutte le relatrici che sono intervenute oggi pomeriggio, ringrazio il Comune di Udine per l'iniziativa che ha voluto illustrare e non vedo quesiti, chat e quindi se siete d'accordo io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto e vi auguro buona serata.